Ha rivendicato il diritto di essere assunta pur non avendo il certificato vaccinale anti-Covid. Il giudice le ha dato torto e dunque niente lavoro all'azienda ospedaliera di Padova per un'infermiera che in graduatoria attendeva di prendere servizio. Sullo sfondo il decreto legge 44, poi convertito in legge, che indica la vaccinazione contro il coronavirus come requisito essenziale per le professioni sanitarie, pena la sospensione. Secondo l'infermiera, la verifica della mancata vaccinazione avrebbe riguardato solo i dipendenti e dunque non il suo caso. Il precetto della vaccinazione è autonomo dall'accertamento e vale indipendentemente dall'assunzione, ha precisato il giudice. Dice il giudice proprio letteralmente che per lei, che non era ancora e non è alle dipendenze dell'azienda sanitaria, la mancanza di vaccinazione impedisce la stipulazione del contratto di lavoro, essendo ora fino al 31/12 del 2021, in base alla legge, la vaccinazione requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria. L'infermiera si è vista rigettare anche la tesi di incostituzionalità della procedura vaccinale. Secondo il giudice, il vaccino non è un farmaco sperimentale, ma approvato dalle autorità regolatorie, ossia l'Agenzia Italiana del Farmaco e quella europea. Non solo, ma che l'obbligo della vaccinazione, la materia vaccinale, la prescrizione e l'intervento vaccinale godono di copertura costituzionale, al fine di bilanciare, dice il giudice testualmente, la libertà del singolo con il diritto alla salute di tutti.